Un nuovo asilo nido nel comune di Ne è l'idea dell'amministrazione comunale, una richiesta avanzata da più parti durante la campagna elettorale che ora si vorrebbe realizzare magari già per il prossimo anno scolastico 2019-2020. Per sondare l'effettivo interesse da parte delle famiglie della Val Graveglia, l'amministrazione comunale ha convocato una riunione a cui sono stati invitati i genitori dei bambini fra i 3 e i 36 mesi, molti dei quali già oggi usufruiscono del servizio in strutture che si trovano nei comuni vicini. Hanno preso parte all'incontro il sindaco Francesca Garibaldi, l'assessore alla cultura Maria Stella Mignone, il consigliere alle politiche sociali Loredana Arpe e il consigliere alla pubblica istruzione Simona Guerrieri. La risposta dei genitori presenti è stata positiva non solo per motivi gestionali, ma soprattutto è stata apprezzata l'idea di poter dare continuità all'inserimento scolastico dei propri figli in un istituto comprensivo che si possa definire tale fin dalla più tenera età. Nei piani dell'amministrazione comunale l'asilo nido dovrebbe sorgere in località Ponte di Gaggia, nello specifico in via 25 aprile, nei locali dell'ex scuola intitolata Giulia Garibaldi, e potrà accogliere un numero massimo di 18 bambini. Urgono lavori per rendere la struttura idonea sia per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza sia per quanto concerne quello ludico-didattico. Il progetto prevede di dotare la struttura di una cucina a norma in maniera tale che i pasti possano essere preparati in loco e di ripensare gli spazi esterni per dare ai bambini la possibilità di poter giocare all'aria aperta oltre che nella piccola palestra già esistente. Chi volesse manifestare il proprio interesse ha tempo fino al 3 di agosto. Il modulo si può trovare direttamente negli uffici comunali o sul sito internet del comune di Ne.